Buongiorno a tutti e bentornati a Val Grande. Oggi sono qua in una bellissima giornata di autunno. La temperatura è splendida e in realtà c'è proprio il piacere di rimanere all'aperto. Come sapete, vivendo qui a Val Grande si riesce a vivere appieno la natura. In questo momento il verde risplende ancora e da questa ambientazione noi troviamo come sempre spunto, aggancio, stimoli per creare i nostri menù. I nostri menù che su richiesta a volte della nostra clientela possono subire delle variazioni. Infatti in questo periodo le persone ci chiedono il piatto più classico di una tradizione polesana, i bigoli con l'anitra. Noi solitamente prepariamo i nostri condimenti a base di carne o a base di verdure, andando un po' e personalizzando i nostri piatti. Infatti le nostre paste spesso sono condite con un ragù definito di corte. Accanto a questo però noi prepariamo anche i piatti, quelli più, come dicevo prima, quelli più classici della tradizione, come i bigoli con l'anitra oppure le fettuccine con un ragù classico. Però accanto ai piatti di pasta si possono qui da noi assaggiare anche i risotti, che lo devo confessare sono la mia passione, perché a detta dei miei ospiti sentono il cuore che io metto nella preparazione. In questo momento poi abbiamo anche qualche novità per quello che riguarda i dolci. Infatti, a gran sorpresa, ho introdotto in questo periodo la torta della nonna, una torta che non è propriamente della tradizione polesana, ma che rappresenta comunque un piatto conosciuto in tutta Italia, ed è un dolce con una frolla particolare, la crema pasticcera e i pinoli. Se anche voi siete curiosi di assaggiare qualcuno dei miei piatti, io vi invito a venirci a trovare e lo potete fare però sempre con la solita modalità, quindi previa prenotazione attraverso i contatti che potrete trovare tra le pagine social dove noi siamo presenti o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo con la mia attività di ispirazione qui a Val Grande e vi aspetto per questo fine settimana. Ciao!